Questa legge è una legge del 2012, al numero 3, che poi è stata a fine dicembre modificata e migliorata, che questa è una legge per chi non può fallire e quindi è sotto la soglia prevista per la legge fallimentare per essere dichiarato fallito se si trova in insolvenza o in crisi. Nel 2006 è stata fatta però una riforma importante. L'articolo 142 della legge fallimentare è stato modificato ed è stata introdotta la cosiddetta esdebitazione. Cosa vuol dire? Che quello che non pago, che non riesco a pagare nella procedura, se sono meritevole, ho collaborato, non ho fatto atti fraudolenti, altre cose, posso ottenere la liberazione da tutti i debiti che in ogni caso sarei ancora obbligato a pagare. Col fallimento i creditori che erano, diciamo, soddisfatti attraverso la procedura potrebbero tornare. Io mi rimetto a lavorare, creo un'altra impresa e i creditori che non sono stati soddisfatti nel primo fallimento potrebbero di nuovo attaccarmi. Quindi nel 2012 il legislatore ha detto c'è una situazione di crisi già allora. Facciamo una procedura simile, non uguale, ma simile a quella fallimentare per chi non può fallire. E quindi i consumatori, i professionisti, poi le imprese che non falliscono, ad esempio l'imprenditore agricolo. Abbiamo delle imprese sotto soglia, abbiamo le start-up. Le start-up nei primi 5 anni non possono fallire e quindi se si trovano in difficoltà non potrebbero avere il beneficio dell'esdebitazione, che è fondamentale perché mi libero di ogni peso, se no continuo a essere perseguitato dai creditori e quindi è stata creata questa procedura. Questa procedura presenta però delle carenze che sono state in parte risolte dal nuovo codice della crisi e dell'insolvenza che doveva entrare in vigore il 15 di agosto. Poi, naturalmente, anch'io l'avevo scritto in alcuni articoli, non poteva entrare in vigore, soprattutto la parte delle misure dell'allerta. Perché? Perché avrebbero comportato il coinvolgimento di migliaia, centinaia di migliaia di imprese che sono in difficoltà adesso. Tanto è vero che con legislazione Covid sono state sospese tutte le procedure fallimentari e di esdebitazione fino al 30 giugno. Anche quelle che non riguardavano però imprese che erano in difficoltà per il Covid, ma tutte, anche quelle che magari erano già in difficoltà prima, hanno fatto un blocco. Ma adesso che il blocco è finito, adesso partiranno tutte le istanze di fallimento, partiranno le esdebitazioni e così via. E quindi i tribunali saranno sotto pressione notevole. Il momento ancora in cui non riescono a funzionare appieno perché ancora ci sono delle procedure che devono essere fatte da remoto o solo per iscritto e anche diciamo, l'accesso ai tribunali è abbastanza limitato per il problema del Covid. Allora il singolo, questo consumatore che non è né il professionista né l'imprenditore sotto soglia, può chiedere tramite questo organismo di composizione della crisi che c'è in ogni distretto ormai di tribunale e dove non c'è si fa un'istanza particolare al Presidente del Tribunale perché nomini un professionista in sostituzione, ma nella provincia di Treviso c'è ad esempio quello di Villorba, presso il comune di Villorba, come c'è l'organismo di composizione per esempio a Pordenone e quindi possono rivolgersi a questo organismo, è obbligatorio e l'organismo deve fare un parere, deve fare una relazione per dire se quello che propone il consumatore è corretto, è fattibile, se è meritevole e tutto. Con questa normativa si discute, ma ormai diciamo, c'è l'orientamento, per cui è necessario però rivolgersi a un avvocato. Sono procedure davanti al tribunale da essere rivolte all'avvocato. Con la riforma invece il piano del consumatore non sarà più necessaria l'assistenza dell'avvocato, quindi si va direttamente all'OCC e l'organismo fa lui, prepara tutto lui. Si chiede la convocazione davanti al giudice e il giudice esamina la domanda, esamina la relazione
e se questa corrisponde diciamo, ai requisiti di ammissibilità e di fondatezza, fa un provvedimento, lui, un decreto con cui apre la procedura. Quando la procedura è aperta, su domanda del consumatore, può anche disporre che i creditori non possono più fare nessuna azione esecutiva e tutte le azioni esecutive che sono pendenti vengono sospese. Quindi, diciamo, si crea un cappello protettivo a favore di questa procedura. Se questa procedura però trova degli incagli, è possibile convertire questa procedura nella procedura famosa della liquidazione del patrimonio, che è simile al fallimento, che consente, se ci sono dei beni immobili, anche la nomina di un liquidatore, e se ci sono delle azioni esecutive già iniziate dai creditori, si sospendono quelle azioni oppure il liquidatore subentra in quella. La nuova riforma, a un certo momento, faccio il caso, io consumatore però non ho beni, cioè ho fatto spese per la casa, per la macchina, altre cose, però non ho beni, cioè sono un consumatore nullatenente. Oggi il consumatore nullatenente non può accedere a questo perché. Invece nella riforma è possibile accedere perché cosa consente? L'accesso alla procedura consente quella possibilità che era solo per i falliti della esdebitazione. Quindi vedete un altro aspetto fondamentale della riforma che veramente non si capisce perché non sia entrata questa parte, perché era una parte di riforma fondamentale perché vadano avanti le procedure. Quindi il consumatore che però ha dei beni può fare un programma di come pagare e contemporaneamente può dire, siccome la responsabilità patrimoniale è su tutti i beni, però in queste procedure è possibile chiedere l'autorizzazione che, dovendo io continuare a mantenere me stesso e magari i familiari, una parte ad esempio dello stipendio o una parte di altri redditi che ho siano tolti dalla massa che è destinata ai creditori e continuino a essere destinati diciamo, alla sopravvivenza. Ecco. Il beneficio maggiore di tutto questo piano è poi alla fine questa che vi ho detto, l'esdebitazione. E la legge, sia l'attuale che la futura riforma, prevedono che queste procedure hanno un limite temporale entro il quale devono chiudersi ed è un termine di 4 anni. Cioè, anche se io nel piano ho previsto che pagherò i creditori con determinati beni che ho oggi, però se nei 4 anni successivi entrano altri beni, anche questi rientrano nel piano. Quindi se io eredito un immobile, anche questo immobile un domani entrerà nel soddisfacimento dei creditori. Quindi non è solo su quello che ho oggi. Sono invece esclusi, anche questo è un altro profilo che c'è oggi, sono esclusi i debiti fiscali che sorgono o che mi vengono notificati dopo il provvedimento di omologa. Quindi rientrano tutti i beni, tutti i crediti, i debiti, anzi meglio, tributari, fiscali. Anzi, in queste procedure, a differenza della transazione fiscale del fallimento, entrano anche i debiti fiscali locali, quindi tutti, non so, affissioni, tutto quello che è locale, l'IMU, la Tari e così via. Mentre invece nella transazione fiscale questi debiti che non sono dell'Agenzia delle Entrate non rientrano. Quindi è un'agevolazione che è prevista proprio per il consumatore, perché più che le grandi imposte IRPEF e altre cose, e qui sono le imposte locali molte volte che hanno il loro peso. Attenzione, perché per questi 4 anni io in qualche modo ho dei limiti di gestione, perché so che se faccio dei mutui o altre cose, nei 4 anni quello che io ottengo dal mutuo potrebbero ricadere dentro. Quindi in qualche modo in 4 anni sono penalizzato.
però ho sempre il vantaggio dell'esdebitazione. Quindi questa è una limitazione. Poi passati 4 anni si chiude tutto, ho avuto l'esdebitazione, quindi mi sono ripulito dei debiti e quindi la banca sa che io sono una persona che non ha più debiti.